Con il solenne alzabandiera è iniziata ufficialmente la 94esima Dunata Nazionale degli Alpini a Udine. Striscioni di benvenuto alle finestre, tricolori che sventolano nelle strade e nelle piazze di una città che si è già immersa nella festa alpina, che fino a domenica porterà qui migliaia di penne nere da tutta Italia. Da Torino. Da Torino. Turino. È la sua prima Dunata qui a Udine? Cosa ne pensa oggi? Il tempo che accompagna, ci stiamo divertendo. Da Treviso. Castelfranco. Castelfranco. Lei? Riese più decimo. Come vi sembra Udine al momento? Bella. Bagnata intanto. Bagnata, Bella soprattutto nonostante bagnata. la pioggia, sì. Sì, perché ma è una bella città Udine, tutto sommato è una bella città. noi alpini ci adattiamo alla pioggia, non c'è problema. Siamo qua da ieri. Siamo qua da ieri, Andiamo via domenica. O lunedì. In queste ore si lavora per allestire il percorso che accoglierà gli alpini durante lo sfilamento, posizionando le transenne dietro le quali centinaia di cittadini seguiranno e saluteranno tutte le sezioni presenti, mentre da Udine a Gemona si susseguono le celebrazioni in attesa della giornata clou di domenica. Come sempre la Dunata non è solo un momento di festa, ma anche l'occasione per conoscere più da vicino la storia e il ruolo del Corpo degli Alpini, opportunità offerta dalla cittadella che mette insieme la componente militare con il ruolo di protezione civile delle penne nere nelle emergenze, che si tratti di alluvioni o terremoti. Da qui l'appello del Presidente nazionale Favero a Governo e Parlamento per coinvolgere i giovani in questa sfida, anche attraverso i campi scuola degli Alpini da qualche tempo aperti ai giovani dai 16 ai 25 anni. Nelle emergenze benissimo i volontari che arrivano per dare una mano, ma se non hanno preparazione e non sanno cosa fare, invece che essere un'opportunità diventano un danno. Chi interviene deve sapere esattamente cosa fare, deve essere in grado di farlo, di essere in grado di essere autonomo e operativo sempre e comunque. Questo siamo noi.